Lo scopriremo. Comunque questa qua è molto buona. Come gusto? Se questo è vero. Infatti aspetta. La spedizione Acque senza veleni di Greenpeace sta toccando varie regioni d'Italia, incluso il Piemonte. In questi giorni stiamo raccogliendo campioni di acqua potabile in tutti i comuni capoluoghi di provincia, incluse altre realtà e altre città. L'obiettivo è ricercare la presenza di PFAS, composti poli e perfluoroalchilici, nelle acque potabili. I pochi campioni che già vengono Le poche analisi che vengono fatte finora dagli enti pubblici piemontesi riguardano la provincia di Torino e alcuni comuni della provincia di Alessandria, e in base ai dati pubblicamente disponibili possiamo dire che la situazione non è certo rassicurante. Negli scorsi anni nella città metropolitana di Torino sono emerse diffuse contaminazioni che hanno interessato anche comuni apparentemente impensabili come numerosi della Valle di Susa. Noi siamo qui per approfondire la situazione in tutta la regione e per chiedere agli enti pubblici controlli più severi, perché i PFAS sono sostanze pericolose a bassissime concentrazioni e non devono esserci nelle acque potabili. Pertanto chiediamo che sia data alla popolazione acqua priva di questi pericolosi inquinanti.